Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti, è un piacere accogliervi qua questa sera, io sono Riccardo Costantini, vi do un benvenuto caloroso, è il primo giorno di festival, la 17ª edizione di Pordenone Docs Fest, ci scusiamo per qualche minuto di ritardo, un po' è colpa vostra perché siete tanti, sopra sono tantissimi, scherzo, siamo ovviamente molto contenti che siate in tanti per questa occasione. L'invito però concreto è per le prossime giornate anche prendete i biglietti per tempo perché stanno andando via rapidamente per nostra fortuna. E il ritardo è dovuto anche al fatto che lo slot precedente che aveva dei film di Bellocchio sono arrivati in versione restaurata e la durata dei film, come succede in questi casi, è un compito anche dei festival, no? Riscoprire film un po' dimenticati, era ovviamente un pelo superiore a quella notoriamente conosciuta. Questo fa parte un po' del gioco dei festival e anche del lavoro che fanno i festival verso il futuro. Questi film poi diventano disponibili per altri percorsi. Il caso è anche quello di questa proiezione, dell'incontro e proiezione che state per vedere, perché inauguriamo un ciclo basagliano che speriamo abbia una lunga vita. Mi verrebbe da dire una lunga vita come quella di Basaglia, perché sapete che al di là dei dati anagrafici, ovviamente, nascita e morte, quest'anno celebriamo i 100 anni della sua nascita, ma celebriamo soprattutto un intellettuale che nel nostro sapere, nel nostro panorama sociale e culturale non ha mai avuto pausa e mi viene da dire ovviamente per fortuna per noi. Cinema Zero ha una lunga tradizione di operatività con chi lavora con il disagio psichico, con le persone con disturbi mentali e abbiamo avuto la fortuna di testare con mano quanto il seme basagliano nel nostro territorio sia stato fecondo, quanto gli operatori siano persone estremamente preparate e quanto effettivamente il suo pensiero sia ancora di un'attualità sconvolgente. In questi giorni, forse non è noto, e questo fa parte anche della crisi attuale dell'informazione, si sta discutendo in Parlamento, arriva proprio con calendarizzata, la nuova legge che dovrebbe tutelare proprio, diciamo così, tutte le strutture manicomiali, ex manicomiali e ovviamente tutta la cura delle persone con disturbi mentali. È una bozza che pensate è partita, fra l'altro, proprio dalla nostra regione nel 2017 e che arriva a essere calendarizzata in questi giorni. Questo lo sappiamo solo perché abbiamo organizzato questa retrospettiva e siamo stati contattati da chi sta perorando la causa a Roma e che vuole utilizzarla anche come strumento per ovviamente promuovere questo aggiornamento. La retrospettiva ha un appuntamento quotidiano, venerdì l'avremo in realtà doppio perché avremo l'occasione di vedere anche Matti da slegare con diciamo, un cortocircuito a 3 vie perché ci sarà ospite Silvano Agosti a cui dedichiamo una masterclass che è uno degli autori di Matti da slegare. Abbiamo una retrospettiva dedicata a Bellocchio che arriverà invece sabato e sarà con noi domenica con una masterclass e ovviamente abbiamo questo percorso basagliano. Prima di introdurre gli ospiti di oggi, vi voglio ricordare, questa è una tradizione del nostro festival, perché pensiamo che i festival debbano avere una ricaduta positiva sul territorio dove operano e soprattutto una ricaduta di lungo periodo. È una responsabilità, in particolare in un'epoca dove gli eventi culturali tendono a bruciare e illuminare per pochissime ore, veramente pochissime ore, il tempo di un selfie, magari di un cin-cin e non rimane assolutamente niente. Quindi quest'anno vi consegniamo, e potete trovarlo poi in cassa, un'antologia, diremmo un inventario critico, come da titolo, dedicato a cinema e follia e curato da Federico Rossin. È uno strumento, è un viaggio in questo binomio che ha fatto un po' la storia del cinema, veramente dagli anni di fondazione del cinema, dal 1895 ci sono alcuni dei primissimi film Lumière girati anche con delle persone con disturbi mentali. Il cinema ha dialogato costantemente con la follia e ci piace credere che continua a essere un luogo dove si può esprimere liberamente la follia, dove può trovare uno spazio e questo ci sembra anche un approccio basagliano. È il momento però di introdurre gli ospiti. Oggi il primo appuntamento ha un ospite d'onore che è Andrea Piccardo, con lo studio di Monte Olimpino, con i film che in particolare agli inizi degli anni 70 sono stati portati direttamente a essere realizzati
dai matti, come si chiamavano quella volta, ma ci piace anche chiamarli così oggi, con quel tono di inclusione però che abbiamo ricordato, dimostrando che si può fare, che le cose si possono cambiare, che si può dialogare con gli strumenti culturali con loro e che possono essere protagonisti. E questa ci sembra un'occasione assoluta, anche perché questi film sono rimasti per moltissimo tempo non visti e poi ovviamente introducendoli vi diranno anche sulla qualità di questi film, perdoneremo ovviamente qualcosa proprio per questo germe di follia che contengono. L'opera dello studio di Monte Olimpino, in particolare grazie a Bruno Munari e al padre di Andrea Piccardo, Marcello Piccardo, è stata un'opera fondamentale nel nostro paese per molte sperimentazioni audiovisive e quindi per noi è anche un'occasione per ricordare questo e ci sembra una cosa sempre molto importante. Con Andrea Piccardo oggi c'è Federico Rossin che cura questo omaggio basagliano. Federico Rossin è un amico con la maiuscola del nostro festival, cura ormai con piacevole ciclicità per noi le retrospettive, ci consegna questa antologia e questo programma, è consulente per moltissimi festival in tutta Europa, i principali davvero, in particolare di documentario, però a noi, io non li nomino perché nomino solo Pordenone Docs Fest, le voci del documentario, perché è l'unico che conta. Scherzo. Bene, vi prego di accogliere con un grande applauso Andrea Piccardo e Federico Rossin. Grazie di essere con noi. Io sono Andrea Piccardo, parto io, no? Ah, lui. Perfetto. Allora, quando Riccardo, alla fine già della retrospettiva dell'anno scorso, sul femminismo e le donne registe di cinema documentario in Italia, mi ha chiesto, e l'anno prossimo cosa facciamo? Io ho detto, ci ho pensato un po' e credo qualche settimana dopo, subito gli ho detto, l'anno prossimo sono 100 anni di Basaglia. Per me Basaglia ha contato moltissimo, io in casa ho i libri di Basaglia dei miei genitori, l'istituzione negata me lo sono letto a 15 anni, insieme a Sorvegliare e Punire di Foucault, e Basaglia è veramente un intellettuale che al presente, che vale Foucault, vale Goffman, vale Deligny, vale Deleuze, e all'estero, ancor più che in Italia, è importantissimo, perché ha aperto gli ospedali psichiatrici nel mondo intero, non solo in Italia. Però allo stesso tempo mi sono chiesto, ci sono già state altre retrospettive su Basaglia in cui sono stati mostrati, in cui tra l'altro avevo già lavorato a Trieste tanti anni fa, insieme a una professoressa dell'Università di Trieste dell'epoca. Ho detto, mostrare i soliti film in cui lo vediamo parlare mi sembra riduttivo e comunque monumentalistico, non avrebbe apprezzato Basaglia questo. Era un uomo di fatti, concreto, di azioni, che avessero un portato sulla realtà, che le idee si incarnassero nel mondo. E allora ho detto, ma perché non facciamo vedere i film che sono stati realizzati dai pazienti all'interno di atelier realizzati dagli anni 60 agli anni 80 dai pazienti stessi? Cioè di vedere che questa apertura qui ha portato ad opere di creazione e ad emancipazione, una parola che per me è chiave nel cinema, l'emancipazione. E mi sono ricordato che avevo visto 20 anni fa su Fuori Orario una selezione dei film che vedrete stasera, che sono stati realizzati in un laboratorio creativo che Andrea Piccardo e la sua equipe ha portato a Trieste, e poi da lì mi sono messo a studiare le carte, i cataloghi, perché ci sono festival che esistono ancora oggi di cinema e psichiatria. Io sono di Milano e c'era da vicino Nessuno è normale al Paolo Pini in tutta la mia adolescenza, in cui andavo l'estate, insomma tante cose e mi sono messo a studiare ma dove sono stati fatti altri film dai pazienti stessi. E ho trovato 3 esperienze importanti, questa di Trieste perché è quella vostra, del vostro territorio, e poi altrove, a Ginevra, vicino a Losanna e a Bruxelles. Quindi in cui 3 esperienze completamente diverse, questa con il video, quella di Losanna in cinema d'animazione e quella di Bruxelles più in cinema di finzione, in cinema quasi d'autore. Quindi 3 esperienze molto diverse che raccontano processi di emancipazione attraverso la macchina cinema, e uso un titolo bellocchiano che abbiamo appena visto. Quindi grazie a Andrea Piccardo, anche perché mio padre viene del paese di Bruno Munari e ha conosciuto Bruno Munari, e per me lo studio di Monte Olimpino
Marcello Piccardo, il cinema fatto con i bambini, dai bambini e anche dai matti, è stato una delle esperienze più importanti del cinema italiano. Io cercherò di spiegarvi il più brevemente possibile come siamo arrivati a fare questa proposta a Basaglia in quel 73, 50 anni fa. È indispensabile perché i film parlano da soli, non c'è bisogno di stare a parlare dei film. Sono 9 film realizzati, di cui ne vediamo 5, mi pare, e ogni autore ha fatto il suo con le sue modalità realizzative, espressive, tutto quello che ci ha messo dentro. Ma perché siamo arrivati lì? Vi è stato accennato appunto lo studio di Monte Olimpino. Io sono cresciuto in quell'ambiente. Bruno e Marcello per 10 anni hanno fatto un uso del cinema del tutto particolare. Trovate, se volete, in rete lo studio monteolimpino.it è il sito dove trovate tutte le informazioni, se volete, e i film che sono stati fatti. L'atteggiamento era quello dei ricercatori. Hanno pensato di usare il cinema proprio come strumento di ricerca audiovisiva, che potesse dare immagini e suoni inaspettati, proprio perché usati in ricerca, rispetto al soggetto profilmico che si sarebbero trovati di fronte. Questi oggetti nascevano anche da rapporti con aziende che potevano essere interessate in quegli anni a promuovere appunto iniziative anche a livello culturale, se vogliamo, comunque quasi mecenatistico, cioè c'era un atteggiamento aperto a mentalità come quelle di Bruno e di Marcello che proponevano cose un po' strane, diciamo la verità. Però quei film che sono venuti fuori sono assolutamente unici, perché non si sapeva cosa sarebbe venuto fuori. L'atteggiamento era proprio quello, come dicevo prima, di eliminare tutto un atteggiamento autoriale. Niente idee autoriali, niente idee artistiche, mettere di fronte l'oggetto alle potenzialità tecniche e di linguaggio del mezzo. Cosa veniva fuori? Veniva fuori. E questo è stato, andate a vedere il film se vi incuriosisce, ma non è questo il ragionamento che vi voglio portare a quello che lui ha accennato, il cinema fatto dai bambini a scuola, casuale. In questo gruppo di lavoro c'era anche un amico di Marcello, che era un direttore didattico, che aveva anche sotto la sua giurisdizione la nostra famiglia, che è un'associazione che si occupa ancora, anche adesso qui in Veneto ce ne sono parecchie, credo, di bambini handicappati, bambini con problemi di ogni genere. Un'insegnante è venuta accompagnata da Belgrano, che era direttore didattico, perché aveva fatto questa domanda: secondo voi i bambini possono fare un film? Certo che Bruno e Marcello, di fronte a una domanda del genere, con il loro atteggiamento di apertura mentale totale, hanno detto: provi, glielo chieda. E questo insegnante, che aveva delle problematiche, perché aveva dei bambini, un gruppo di bambini con cui non riusciva a interagire in maniera didattica, produttiva, cercava di fare qualcosa, l'ha chiesto ai bambini. In 6 mesi di lavoro è venuto un primo film fatto ai bambini a scuola, senza intervento di nessuno, La chitarra. Anche quello lo trovate sul sito Monte Olimpino. Come hanno fatto? Cosa è venuto fuori? Da lì in poi lo studio di Monte Olimpino ha detto: facciamo anche una cooperativa che si occupi di questo. C'era anche la Teresa Mattei, che era un personaggio anche lei piuttosto interessante, come presidente della cooperativa, e da lì in poi per tanti anni è stato portato avanti come definirla, questa rivoluzione didattica, perché in realtà se tu domandi a una classe se vogliono fare un film, i bambini mettono in moto un meccanismo che innanzitutto li automotiva fortemente e quindi si ribalta il concetto di fornire comunicazione ai bambini, ma senza un'esigenza primaria da parte loro. Quindi c'è una richiesta automaticamente di sapere delle cose che gli servono assolutamente per portare a compimento una idea e farla diventare un film da proiettare. E a questo si può aggiungere che il fare cinema è un processo logico, non richiede conoscenze particolari.
se qualcuno, chiunque di voi vuole fare un film, parte da un'idea e arriva a una proiezione, passando attraverso delle fasi obbligatorie, ma senza che nessuno ti dica quali sono. Devi tramutare la tua idea in immagini e poi proiettarla alla fine. E questo avviene, questo avveniva. Cos'è un miracolo? No, ci siamo chiesti per tanto tempo, abbiamo pubblicato anche dei libri, spiegandoci il perché. In realtà quello che noi abbiamo capito, pensiamo di aver capito, è che in realtà il linguaggio del cinema non esiste a priori. Ogni film genera il suo proprio linguaggio, non c'è bisogno di imparare un linguaggio, perché usi la realtà per creare la tua comunicazione col cinema. Non ci sono segni che hanno una separatezza totale fra significato e significato. È la stessa cosa. Se vuoi fare un film su un cane, devi prendere un cane. Il cane è realtà, è reale, devi scegliere quali, magari piccolo, grosso, come ti piace, ma tu comunichi qualcosa usando direttamente la realtà, la tua selezione. Allora, questo è un meccanismo che facilita, è un linguaggio universale, lo può fare chiunque. Non c'è bisogno di un apprendimento prima. Nessuno di noi è mai entrato in classe ai bambini a dire come si fa un film, ci mancherebbe, sarebbe cascato tutto il giocato. E questo avveniva e avviene ancora. Allora, alla fine, noi quando abbiamo visto che Basaglia apriva questo mondo, cercava di aprire questo mondo dell'istituzione così chiusa, se vogliamo, ci siamo chiesti, chissà se lo stesso meccanismo proposto a dei matti, fra virgolette, appunto, può consentire anche a loro di usare una realtà con cui magari hanno grosse difficoltà per esprimere qualcosa che per loro è importante. L'abbiamo detto a Basaglia ha detto perché no? Come ha detto Marcello con i bambini, gli ho detto perché no? Provate, proviamo. A questo punto interviene un problema tecnico notevole, perché chiaramente noi siamo andati su a parlare con Basaglia, abbiamo ottenuto questa risposta positiva, ma dice cosa facciamo? Non si può fare cinema, perché cinema in pellicola richiede tempi lunghi. Tu fai una ripresa, poi comunque la pellicola devi sviluppare, passano settimane, non finisci mai, non puoi interagire immediatamente con delle persone che sicuramente ti puoi aspettare che sono in difficoltà già di relazione. Ed era appena uscito il primo videotape dal Giappone, era un trabicolo, era un videoregistratore che usava i nastrini dell'audio, non so se voi conoscete ancora i registratori a bobina aperta, ecco, erano dei nastrini di neanche mezzo centimetro su cui si riusciva a registrare anche l'immagine, ok? Abbiamo proposto all'amministrazione provinciale di comprarlo, l'hanno comprato, telecamera e videoregistratore. Una povertà tecnica spaventosa, poi lo vedrete nei film. E come funzionava? Cioè, nel senso, l'interazione come si è sviluppata? Perché voi siete arrivati... Allora, sì, no, quindi abbiamo Quanto tempo siete rimasti? Innanzitutto, avendo avuto un videoregistrazione a disposizione, la prima cosa che abbiamo pensato è perché il manicomio era un manicomio, cioè non era mica aperto, nel senso che noi ci possiamo immaginare ora. C'erano proprio veramente tutti i padiglioni con le classiche situazioni di manicomio chiuso, tranne qualcuno. C'era già stato nell'anno precedente il famoso Marco Cavallo, l'operazione teatrale, come si chiamava lui? Si chiamava Giuliano Scabbia. Scabbia, grandissimo scrittore e uomo di teatro che è morto da pochissimo purtroppo. Sì. Che aveva fatto questa operazione teatrale coinvolgendo appunto i pazzi scatenati, scusate io continuo a chiamarli così ma va bene, no, per intenderci, tutti diversi l'uno dall'altro, li aveva convogliati in un'operazione teatrale costruendo poi un cavallo, Marco Cavallo di cartapesta e poi portandolo in giro per la città. Ecco, lì c'era quindi un laboratorio, uno dei padiglioni che era stato attrezzato a laboratorio per poter fare questa operazione, che era rimasto tale quale, cioè tavoli, sedie libere, fogli, pennelli, colori, c'era un po' di tutto. E noi ci siamo piazzati lì per provocare una reazione alla nostra proposta a quella parte di degenti che appunto in qualche padiglione avevano problematiche relative e che quindi con cui potevo interagire. Giravamo tutti i padiglioni dove c'erano sempre dei televisori, no? Che piazzati là e la gente guardava i televisori.
Se tu attacchi la telecamera al televisore e riprendi la gente in diretta e la fai vedere, e questo scatena subito una reazione positiva o addirittura piacevole e divertente. E così abbiamo provocato una prima reazione dicendo a chi voleva poteva venire al P a fare un film. Quindi si chiamava Laboratorio P. Laboratorio P. E da lì si mette in moto un meccanismo che ci ha appunto portato a completare l'operazione. Operazione estremamente difficile anche tecnicamente, perché la videoregistrazione era di bassissima qualità. E non si poteva montare. Non si poteva montare. Quindi come avete realizzato? Perché il montaggio cinematografico, immagino che l'immaginate, consente di tagliare la pellicola dove vuoi, giuntare i pezzi come vuoi, poi rifare tutto da capo se vuoi. Lì no, potevi solo registrare una sequenza dietro l'altra nell'ordine previsto dalla sceneggiatura. Non c'è altra soluzione. Quindi questa complicazione, oltretutto, aumentata dal fatto che non è che abbiamo fatto un film per volta, abbiamo fatto tutti i film più o meno insieme, quindi bisognava che ogni film la sua bobina e che andava registrata nell'ordine della sceneggiatura nel momento in cui si poteva organizzare la cosa adatta. Quindi i pazienti hanno scritto delle sceneggiature? Hanno fatto il film, Okay. come hanno voluto loro. Ci sono sceneggiature classiche, ci sono storyboard con i disegni, ci sono semplicemente... c'è un film che non è inserito, che è il più bello di tutti, ma non si può vedere, perché l'ha fatto il signor Babuder, mi ricordo si chiamava, che riprendeva le cose. Lui era un appassionato di tennis. Lui faceva veramente, innanzitutto si definiva un cineasta e poi disegnava le aste dappertutto per imparare bene come si fa a fare il cineasta. Poi pigliava la telecamera lui direttamente, uno di noi gli portava il... Tra l'altro questo coso appeso, quando fai le riprese, se ti muovi un po' ciondolava, sbatacchiava e quindi anche il nastrino un po' ciondolava, quindi perdeva sincronismi, un disastro. Lui ha fatto un film invedibile perché lui faceva riprese modernissime, le faceva durare di 2 secondi, 3 secondi, staccava, attaccava, faceva una ripresa dietro l'altra. E non veniva niente, perché fra uno stacco e l'altro, fra interrompere la ripresa e ripartire, perdi tutti i sincronismi. Quindi c'è una continua oscillazione dell'immagine. Il film doveva essere bellissimo, perché sicuramente sarebbe stato un capolavoro. Questo per dire che tecnicamente c'erano grandi complicazioni, ma siamo riusciti a farli. Io, te l'ho detto, ho fatto un intervento di pulitura perché mi pareva, perché gli originali sono veramente faticosi da vedere. Ho cercato di togliere il più possibile, senza toccare assolutamente ritmi e cose, ma proprio gli sganci che ci sono fra un'inquadratura e l'altra. Li ho ripuliti un pochino in questo senso, sono un po' più vedibili. Questa è la storia. Naturalmente speravamo che un'operazione del genere portasse come comunicazione aperta e imprevedibile, nuova, di queste persone a livello del rapporto con i medici, con la struttura appunto dell'ospedale, tutto quanto, delle possibilità di comprensione reciproca. Non lo so, avevamo un'ipotesi di questo genere che naturalmente non è avvenuta, perché nel frattempo l'ospedale Basaglia cercava di aprirlo, fra tutte le complicazioni che c'erano immaginabili, sia interne, fra medici e infermieristi che dovevano cambiare tutta la logica operativa, fra l'esterno, perché chiaramente aprire veramente un manicomio, i cancelli e far entrare e uscire gente non è che fosse una cosa tanto facilmente accettabile. Quindi i film per noi hanno avuto un valore grossissimo, perché l'esperienza siamo riusciti a portarla avanti, non ha avuto nessun seguito, li abbiamo portati anche al Festival di Venezia. In quegli anni non era neanche più festival, c'è stati 2 anni in cui erano le giornate del cinema di Venezia. Li ha presi Ghezzi nel suo fuori orario un po' di tempo fa. 20 anni fa. 20 anni fa, e noi qualche volta li abbiamo proiettati qua e là. I film sono espressione di singole persone che hanno messo quello che ritenevano importante per loro da far conoscere anche a voi. Quindi li possiamo vedere, sono 5 di durate diverse, ne abbiamo tolti 4 perché veramente sono quasi impossibili da vedere, però se poi uno vuole vedere anche quelli 4 lì ci sono. Io per esempio ho semplicemente scritto a Marcello Piccardo ad Andrea. È un complimento. Avrei voluto scrivere
e mi ha mandato immediatamente un WeTransfer con il DVD con 3 film e io gli ho detto da bulimico quali sono, ma io li voglio vedere tutti. In una notte piano piano me li ha mandati e me li sono visti tutti e gli ho promesso un giorno li farò vedere, perché questo 4-5 anni fa. Volevo dire solo una cosa, io lavoro con anche le cineteche, i laboratori di restauro. Finché si continuano a restaurare per la 5ª volta Novecento di Bertolucci o il video d'artista Banché, Modaiolo, e non si restaurano queste cose qui, il nostro paese rimarrà con delle ferite del suo corpo sempre di più. E un'altra cosa che volevo dire, perché io ho deciso che abbiamo fatto questa retrospettiva? Perché oggi essere criminale, matto, si viene giudicati per natura. Tu vieni giudicato in quanto matto per natura. Non c'è più l'eziologia, cioè il fatto di andare alle cause che portano al disagio psichico, alla malattia, al crimine, a tutto questo. Oggi noi veniamo criminalizzati per natura, da 20 anni a questa parte. E abbiamo un governo in Italia che sta finendo questo lavoro. Per me è importante di dirlo, ecco, e se facciamo questa retrospettiva su Basaglia, che era un uomo, veniva dal Partito Socialista, come dire, che voleva cambiare il presente del suo paese, è morto troppo presto, poveraccio, di un tumore al cervello fulminante, però ha lasciato tante persone che hanno continuato a lavorare nel suo solco, da Jervis a Peppe Dell'Acqua e tanti altri. Far vedere questi film oggi e vedere che il suono salta, l'immagine non si vede bene, così, io vi chiedo di rimanere, non vedrete dei capolavori, per me sono capolavori emozionalmente fortissimi. Sapere che c'è qualcuno che sta cercando per la prima volta di trovare un'immagine, una parola che gli sono state negate per tutta la vita. Ora, queste ferite le vedrete lì, quindi siate pazienti, perché queste ferite non ce le hanno solo questi, ce l'ha il nostro paese.